Alle volte è impossibile sapere la data del primo impianto e la ditta produttrice. Non sempre la rimozione e revisione viene eseguita nella stessa struttura e quindi uno si è fatto l'impianto, ipotesi all'US 16 a Sant'Antonio e per problemi suoi va a casa di cura di Abano. Non c'è molto spesso la data dell'impianto, dove viene fatto il primo impianto, cioè le cartelle cliniche non hanno informazioni sufficienti, quindi c'è la necessità di un tavolo tecnico regionale e l'istituzione di un registro regionale delle protesi impiantate per informare chi le rimuove. È chiaro che chi le rimuove poi deve avere tutti questi dati, che tipo di protesi è stata utilizzata, che tipo di intervento, quanto è stata fatta, in modo tale da intervenire in maniera più corretta possibile. Anche per conoscere l'efficienza dei materiali impiantati. La Società Italiana di Medicina Generale ritiene fondamentale conoscere la tipologia di protesi e la genesi di fallimento per programmare la rimozione. Molto spesso, ad esempio, non viene inserito il codice al primo posto e questa è la norma che dice che l'intervento più importante deve essere sempre messo al primo posto, invece magari viene messo al primo posto un intervento secondario che è legato alla degenza e non viene messo al primo posto questo dell'intervento protesico. Quanti sono state le rimozioni e revisioni dell'ANCA? 2058 interventi, 79% pubblici e 21% privati. L'ULSS 15 ne ha fatti 160. La media delle rimozioni e revisioni rispetto agli inserimenti è di 8,8%. Ci sono ULSS che hanno il 15,1% di rimozioni e ULSS che hanno il 2,6% di rimozioni. Anche qui la revisione costa 10.519 euro. Il dato viene continuamente ripetuto, la bassa qualità informativa delle cartelle cliniche. È stato possibile visionare solo il 68% delle cartelle cliniche, 41% delle revisioni allora avvengono su queste cartelle cliniche visionate, che ripeto rispetto al totale solo il 68%, rispetto agli interventi solo il 68%, quindi vuol dire che manca il 32% delle cartelle cliniche visionabili che possono produrre informazioni, da qui la necessità che vi ho detto prima di avere un'informazione completa, di fare un tavolo tecnico, di istituire il registro regionale. Allora, il 41% di revisione a 5 anni avviene a 5 anni dall'impianto, il 69% nella stessa azienda, il 12% da altre aziende, il 19% non si sa, cioè il dato della cartella clinica non è in grado di dire dove se è stato la stessa azienda oppure se proviene da un'altra azienda. Le motivazioni, il 50% è legata alla mobilizzazione, vuol dire che la protesi non è stabile, si muove, eccetera. Il 13% usura, rottura, il 12% lussazione, il 12% frattura e il 7% infazione. Ancora notizie che possono interessare, protesi smaltite poi come rifiuti oppure sono conservate per fini didattici. Nella protesi dell'ANCA ci sono in corso 5 azioni legali nei confronti delle produttrici di protesi da parte delle aziende, perché costruite con materiale inquinante oppure che ha prodotto delle infezioni che non andava bene. Monselice ho fatto anche un'interrogazione nei confronti della protesi appunto all'ANCA che è stata poi ritirata, hanno rifatto l'intervento appunto di protesi. Se volete l'idea mi è nata proprio da quel fatto che è successo a Monselice, qui nessuno sapeva dirmi esattamente cosa fosse successo. Molte aziende non sono riuscite a trarre informazioni dalle cartelle cliniche. Ecco, non sono io che le dico queste cose, sono le parole che sono riportate nell'atto ispettivo e quindi è l'atto ispettivo che dichiara quanto io ho riportato e quindi non è un discorso che sto facendo ma riporto alcune frasi che sono contenute nell'atto ispettivo. Nel ginocchio invece sono stati fatti 853 interventi, 44 pubblici, 56% privati, chiaramente la gran parte è Abano, San Marco e Negrar. Rapporto revisione e inserimenti, il 5,4% di revisioni e rimozioni rispetto agli inserimenti. Il 13,5% viene fatto in azienda ospedaliera di Padova di queste rimozioni,
l'ULSS di Belluno il 13%, l'Abano il 7,9% e l'ULSS 6, però neanche pochi di interventi, allo 0,4%. Anche qui 10.519 il costo della revisione e rimozione. Continuiamo per il ginocchio a dire la stessa cosa dell'ANCA. Solo il 52% delle cartelle cliniche sono state visionate. Perché è possibile? Le altre è stato impossibile da avere, da visionare. L'analisi è stata possibile solo nel 20% dei casi. Solo nel 20% dei casi. Per la protesi del ginocchio. Guardate che questo è un dato molto molto rilevante. Comunque il 70% delle revisioni da 5 anni dell'impianto, il 50% della stessa azienda, 15% da altre aziende, 35% non si sa. 35% perché è chiaro non ha informazioni, quindi hai dati, ma è solo per il 20% hai una cartella clinica come si deve. Ed è allucinante che abbiamo questa mancanza di compilazione delle cartelle cliniche. Cioè qui c'è qualcosa che non va, che bisogna assolutamente correggere, bisogna intervenire su un sistema che è carente. Scusa, questo appunto è un problema di sistema di regole o una responsabilità dei medici, dei responsabili? Bisogna istituire questo tavolo tecnico e capire se è un sistema di regole, perché mancano le regole. L'atto ispettivo fa intendere che le regole ci sono, ma che non vengono compilate. Perché il 20% le ha compilate ed è possibile avere informazioni e il resto no? Quindi c'è una responsabilità delle ULSS? Certo, delle ULSS e delle case di cure private che non compilano correttamente questi dati. Dopo c'è da rivedere, c'è da fare un registro. Anche qui nel 2010 è stato fatto un registro sperimentale legato all'Istituto Superiore della Sanità, ha fatto un'analisi del 2010-2011, alcune hanno partecipato solo l'azienda di Padova e l'azienda di Verona. Basta, e poi si è fermato lì tutto. E quindi chiaramente bisogna riprendere in mano tutta la situazione. Perché nel caso del ginocchio non emergono azioni legali, quindi invece per l'ANCA 5 azioni legali in 5 aziende, per il ginocchio invece non sono state portate avanti queste azioni legali. Ecco, le tabelle che vi ho fornito, molto velocemente le scorriamo, ripercorrono i dati che vi ho già segnalato, quindi le quantità di protesi la prima che voi avete è già passata, mi sembra, la quantità di protesi dell'ANCA, no? E poi l'importo del... Ma Claudia, al di là dei suoi dati che non ci leggiamo, le tue osservazioni su che cosa vertono? Nel senso, se tu fai un'interrogazione, chiedi alle USL un report, chiedi delle motivazioni? Io ho già fatto questo, con l'atto ispettivo ho già i dati. Mi accorgo che ci sono molti dati che mancano. Mi accorgo che si fanno molti più interventi nel privato rispetto al pubblico. Mi accorgo che bisogna attivare una regolamentazione e un controllo maggiore di tutta la protesica, e qui abbiamo analizzato solo quella dell'anca e del ginocchio, ma ci sono tante altre, mano, caviglie, tanti altri interventi che non abbiamo analizzato. Ma mi chiedo, se queste che sono le principali sono in questa situazione, le altre come saranno? Allora, c'è necessità di attivare un tavolo tecnico, c'è necessità, a mio giudizio, di attivare un registro che venga compilato tempestivamente, che racchiuda tutte le informazioni. Quando viene fatto l'intervento, le motivazioni per cui viene fatto l'intervento, la ditta produttrice, la genesi del fallimento. Se c'è stato il fallimento, chiaramente. E dopo quanti anni viene rimossa la protesi? Io non posso avere notizie che si fanno all'età di 55 anni, ormai 50 anni, interventi di protesi, tanto ormai è una prassi, dopo 10 anni te la cambiamo, cioè diventa una specie di operazione di routine, normalità. Ma quanto costa in generale l'aspetto protesico alla regione ogni anno, facendo il calcolo tra USL e strutture private? I dati li avete nel triennio, 70 milioni ANCA e 44 ginocchio. Io ho questi dati, no, ho questi dati, e quindi nel triennio ho questi dati.
gli altri chiaramente bisogna aumentare. Poi i 44 milioni hanno solo 7 strutture private, quindi bisogna aggiungere anche i 70 milioni, hanno solo 7 strutture private, ipotizziamo 90 milioni per l'ANCA e una sessantina, tagliamoci sessantina, e mancano tutte le altre. Quindi sono interventi notevoli. E poi, ripeto, bisogna attivare un controllo. Quando mancano le cartelle, è chiaro che manca il controllo. E allora, siccome gran parte viene fatta del privato, io non posso dare soldi al privato senza attivare il controllo. Io non sto mettendo in dubbio la qualità dell'intervento privato. So benissimo che si rivolgono al privato perché trovano il professore, perché trovano la qualità, perché trovano... Non può pagare i specialisti che può pagare il privato. Vabbè, ma... Perché non gli dà neanche le strutture che il privato gli dà. perché le due aziende, per esempio, non possono avere dei professionisti all'altezza per fare la protesi? Domandina che ti faccio. E io ti dico, vai a vedere l'ortopedia dell'azienda come è ridotta. Perché l'ULSS 16 deve avere 1000 passa persone in lista d'attesa e devono avere questi tempi d'attesa 106 giorni e il pubblico non interviene a rafforzare? Queste sono le domande da porsi. È chiaro. Il sistema vedi che non è equilibrato. Io devo fuggire. Tu hai qualche altra cosa da sottolineare? No, beh, vi ho scritto parecchio, quindi avete tutto un quadro, adesso avete anche le tabelline. Chiaro che a livello giornalistico forse anche per le tabelline sarebbe utile avere l'email, queste cose, però non ce l'ho perché non me l'ha mandato il dischetto, quindi ho questi dati. Adesso proverò a farmeli dare, però se ce li ho, giro un paio d'ore ve li mando, i grafici, sarebbero sicuramente più efficaci dei numeretti, le tabelline so che sono efficacissime. Però ecco, se riesco a farla, eccetera. Comunque è un'inchiesta importante questa perché Ma la porti in quinta commissione adesso? certo la quinta commissione ce l'ha il Presidente, ce l'ho io, è chiaro che adesso verrà distribuita e verrà esaminata. Io mi auguro che appunto ci sia anche un momento di incontro con chi fa questi interventi, almeno gli ospedali principali. Ma mi auguro soprattutto che velocemente la direzione sanitaria convochi questo tavolo tecnico e soprattutto ci sia l'attivazione di questo registro e ci sia la correzione del sistema, cioè non è pensabile che non si possa inserire correttamente i codici, non possono essere inserite correttamente le informazioni. Poi voi sapete cosa succede, la DRG costa, no? Vi ho spiegato, il pubblico paga il privato e questi sono cash che vanno al privato, sono soldi veri che vanno al privato, mentre l'altra è una partita di giro tra ULSS e ULSS, per cui resta all'interno della. È chiaro che se io residente vado nella mia ULSS e pago il costo del servizio, non pago la DRG. La DRG è il costo pattuito tra un ULSS e un'altra, oppure tra un ULSS e una carriera. Ma è chiaro che quando pago un privato devo controllare che ci sia tutto l'inserimento. I 53 casi dove c'è stato scritto che invece di 10.000 costa 21.000. Il doppio intervento, è pensabile che sia stato un intervento contemporaneo di ginocchio e anca? Vi chiedo. Ecco. Quindi è necessario una regolazione generale del sistema e un controllo efficace di questa partita che dimostra una partita molto delicata. Poi, ripeto, l'età, quando l'impianto, dopo 5 anni c'è una percentuale di rimozione e revisioni interessante e che aumenta nel privato. Perché vanno a farli maggiormente nel privato? Perché vanno a farli maggiormente nel privato, però non vorrei ci fosse, magari le cause sono la mobilizzazione, vuol dire che alle volte l'intervento non viene fatto del tutto correttamente. Per carità, poi ci sono materiali, è stato usato il materiale giusto per quel tipo di intervento. Il registro serve anche questo, a conoscere dove è più opportuno intervenire, con quale materiale è stato più opportuno intervenire da questa parte piuttosto che dall'altra parte.